Più che la scossa, secondo me, il rumore, il ruggito, ecco, un ruggito proprio. Però insomma, da brividi. Prima il boato o dopo la scossa? E alle 4, 3 e mezza, 4 un'altra ma più piccola. Ho sentito come un boato forte che sembrava come una ventata di vento. Pensavo che fosse la vetrata e i vetri che avesse battuto la finestra e così è. A inquietare più della scossa è il boato che l'ha preceduta, un rumore potente che ha rotto il silenzio della notte. Stavo dormendo normalmente e ho sentito una scossa che mi sono ribaltato dal letto e ho svegliato mia madre e mie sorelle e sono uscito fuori di casa. Io stavo dormendo e mi sono svegliata di colpo perché ho sentito questo boato, diciamo così. Ho detto, oh mamma mia, il terremoto. Mia moglie è uscita, io sono rimasto in casa sulla finestra. Avete avuto paura? Beh, non è stata un'esperienza bellissima, senz'altro. Scosse che hanno messo subito in moto la macchina comunale di protezione civile, come racconta Angela Colmellere, oggi deputata e assessore comunale, per anni sindaco di Miane. Mi sono alzata dal letto, ho cercato di capire se anche il resto della popolazione era sveglio e quindi di fatto ci siamo subito attivati e io sinceramente mi sono vestita con la tuta in modo tale da essere pronta per capire come muoverci. L'allarme dei primi minuti rientra, ma resta un forte appello alla popolazione, quello di leggersi il piano di protezione civile. Io invito tutti a visionare questo piano che è presente anche nel sito del Comune di Miane e che sicuramente va letto. Comune di Miane che negli anni ha investito nell'edilizia antisismica, soprattutto nelle scuole, ma il tema è noto anche tra i cittadini. Siamo su una zona altamente sismica e quindi l'unica cosa è, per quanto riguarda il campo edile, bisogna che il mio campo è quello di fare delle case più sicure. Restano le sensazioni di una notte agitata e la speranza ovvia di non viverne altre. Un po' di preoccupazione, chiaramente poi non è che ci siamo riaddormentati subito, però va bene, è andata così. Una bella paura, speriamo che non succederà mai.